TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario parlando di economia. Si è tenuto oggi in sede regionale un incontro sull'attuale situazione e le prospettive dell'azienda Lafert, con particolare riferimento alle attività produttive della provincia di Venezia. L'incontro ha visto il confronto delle parti in merito alle prospettive del piano industriale per i due stabilimenti Lafert di San Donà e di Noventa di Piave, che contano rispettivamente 550 e 180 lavoratori e realizzano motori elettrici. Per gli stabilimenti del veneziano, la direzione aziendale ha ribadito la volontà di mantenere la produzione e l'occupazione ed anzi di puntare ad uno sviluppo dell'attività e di nuovi prodotti. A fronte di un contesto globale di mercato ancora caratterizzato da tensioni e incertezze, l'azienda sta muovendo i propri passi non soltanto in ottica difensiva, riducendo i costi, ma anche puntando allo sviluppo nel medio periodo. Al momento entrambi gli stabilimenti nel veneziano hanno ridotto l'impiego della cassa integrazione, quasi azzerandola nel caso di San Donà di Piave. E questa mattina il gruppo Save ha presentato all'aeroporto Marco Polo di Venezia un nuovo impianto di raccolta pneumatica dei rifiuti, realizzato in collaborazione con ENVAC, azienda leader a livello mondiale nel settore. Con un investimento di 2,1 milioni di euro, il Marco Polo è il secondo scalo in Europa, dopo Oslo, a dotarsi di questa tecnologia innovativa, che consente una gestione automatizzata, efficiente e continua dei rifiuti aeroportuali. Il sistema, già operativo nell'area sud del terminal, garantisce una raccolta più efficace, una netta riduzione delle emissioni, circa 6 tonnellate di CO2 risparmiate l'anno e migliori condizioni di lavoro per gli operatori. Tutti i dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Cambiamo argomento. Un bando sperimentale per rispondere al bisogno abitativo dei cittadini in modo innovativo. Un'iniziativa che, se avrà esiti positivi, sarà ulteriormente sviluppata in futuro. Sul sito internet del Comune di Venezia sono stati pubblicati i requisiti per partecipare all'avviso finalizzato alla redazione di una graduatoria per assegnare 25 appartamenti in social housing vincolati all'autorestauro. Si tratta di abitazioni che necessitano di lavori di manutenzione dal costo stimato inferiore ai 15.000 euro, oneri fiscali inclusi, spiega l'assessore alle politiche della residenza Simone Venturini. Gli assegnatari, una volta effettuata la scelta dell'appartamento secondo i criteri stabiliti, effettueranno i lavori previsti che saranno poi soggetti a controlli da parte dei tecnici comunali e riceveranno uno sconto sull'affitto fino a un importo pari alla spesa effettuata. Ci spostiamo a Milano, dove il Comune intende procedere alla ricerca di possibili soggetti disponibili a sponsorizzare iniziative, eventi e manifestazioni varie che verranno organizzate nel corso del 2025, con la finalità di migliorare le prestazioni dei servizi ai cittadini e di realizzare economie. A tale scopo ha pubblicato un avviso per la ricerca di sponsor rivolto a soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti in possesso dei requisiti per contrarre con una pubblica amministrazione. Le proposte di sponsorizzazione possono essere sotto forma di erogazione economica o di natura tecnica, cioè erogazione diretta di servizi o fornitura di beni o miste. Le proposte dovranno pervenire entro sabato 19 aprile 2025. L'avviso e gli allegati sono disponibili nel sito comunale. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.